Mercoledì, giorno 25, giornata mondiale dedicata alla violenza alle donne. Ecco, il Comune oggi una conferenza stampa per affermare cosa, Assessore? L'accordo tra l'amministrazione e le associazioni antiviolenza, Focus Group e Luce Ollus. Abbiamo voluto questo protocollo d'intesa per fare in modo che anche l'amministrazione sia presente attraverso le associazioni per creare una rete di informazione e sensibilizzazione, per fare in modo che venga fuori l'emerso e dare assistenza alle persone che sono vittime di violenza e stalking. Le associazioni che sono qui con noi hanno molta dimestichezza, sono presenti nel territorio da tanti anni, quindi sono un punto di riferimento valido e con loro faremo un gran lavoro. Ovviamente in questo periodo, che è un periodo difficile per tutti, vogliamo fare in modo che il distanziamento sociale non diventi un distanziamento umano, quindi non al silenzio, noi vogliamo essere presenti, il silenzio uccide, vogliamo che le persone che sono in difficoltà possano trovare in noi un punto di riferimento affinché possano avere assistenza. Ci tengo pure a precisare che io ho la delega contro le discriminazioni, per cui farò un lavoro determinato e determinante contro la lotta alla violenza di ogni genere e spero in quello delle donne di trovarmi bene e fare tante iniziative con la dottoressa Antonella Carrabba. Questa mattina abbiamo sottoscritto il protocollo d'intesa con il Comune di Agrigento. Non a caso questa mattina, proprio perché giorno 25 è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quindi il Comune di Agrigento vuole essere accanto al centro antiviolenza, come sempre e per sempre. Proprio le donne troveranno un valido alleato nella lotta contro la violenza sulle donne che avviene all'interno delle mura domestiche. Questo nostro vicinanza alle donne va fatta non soltanto, e questo mi rivolgo a tutte le donne, non soltanto alle donne vittime di violenza, ma anche a tutti noi che possiamo sapere di qualche donna che vive un disagio all'interno della famiglia. Dobbiamo imparare ad ascoltare il silenzio delle donne, perché molto spesso il silenzio è il primo messaggio di aiuto che ogni donna lancia per trovare conforto, per essere aiutata, e quindi anche le istituzioni, il Comune di Agrigento e nell'assessore Lala ha trovato e nel sindaco Miccichè un valido compagno di viaggio in questo percorso di uscita dalla violenza.